Piano piano, tutti assieme, ce la stiamo facendo. Questi giorni ci portano più speranza, più fiducia. Uno sguardo che finalmente si alza verso il futuro. Per ricominciare con la tua attività, con la tua professione, per allargare i tuoi orizzonti, ricomincia con noi. Contatta il nostro ufficio pubblicità. È il momento giusto per ripartire insieme. Chiamaci ai nostri contatti. Ehi, dico a te, vuoi un apparecchio acustico a costo zero? Acustica Friulana, via Visinale 16, Muzzana del Turniano, Udine. Telefono 334 27 67 731. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Pagamenti su misura. Non aspettare di non sentire. Campagna di prevenzione dei problemi uditivi. Acustica Friulana. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Un'occasione da non perdere. Un cordiale saluto gentili amici e amiche, ben ritrovati a Linea Diretta per quanto riguarda le notizie dal Friuli Venezia Giulia. Apriamo subito con un'ultima ora che ci è giunta in redazione. Un medico è andato in arresto cardiaco all'ospedale di Udine durante le visite, è stato salvato dai colleghi, poi trapiantato a tempo di record, il tutto in poche ore, il cuore è arrivato da Catania. Il trapianto con concomitante rimozione dei dispositivi di assistenza meccanica al circolo va bene. Il nuovo organo funziona ottimamente fin dall'inizio e sostiene la perfusione sistemica efficacemente. Il decorso post trapianto regolare, il paziente si sveglia senza mostrare danni cerebrali nonostante l'arresto cardiaco, con tutti gli organi che riprendono a funzionare al meglio, tanto che in pochi giorni si rende autonomo nel respiro e nel movimento. Cambiamo argomento e parliamo di cronaca, operazione della Polizia di Stato perché un cittadino albanese di 27 anni, DH, le sue iniziali, è stato arrestato nella giornata di ieri dalla squadra mobile di Udine e dalla Pol di Frontiera di Fiumicino, dopo essere stato estradato dal Regno Unito di Gran Bretagna. Deve scontare una pena di 9 anni, 9 mesi e 22 giorni a seguito di condanne disposte dal Tribunale di Udine e da quello per minorenni di Trieste, riguardanti 2 rapine e un'estorsione commesse a Udine fra il 2011 e il 2013. È stato tradotto al carcere di Velletri. Adesso cambiamo argomento, parliamo di un'operazione di addestramento da parte dei Vigili del Fuoco. Un uomo al guinzaglio, teleferica, calata del gommone dal ponte sono alcune delle manovre provate e riprovate dai Vigili del Fuoco che hanno partecipato in qualità di discenti al corso regionale SFA, soccorritori fluviali alluvionali, che si è svolto dal 7 al 18 giugno. Il corso, che si è tenuto nel territorio del comando di Udine, ha avuto come base logistica e didattica la sede centrale del comando, che per quanto riguarda la parte teorica, le prove pratiche in ambiente invece si sono svolte negli scenari naturali forniti dal canale Leale nel comune di Trasaghis, il ponte sul fiume Isonzo a Sagrado e il fiume Stella, dove è stata trovata la discesa con il gommone da rafting. Gli istruttori, appartenenti ai comandi dei Vigili del Fuoco di Bergamo, Massa Carrara e Udine, si sono dichiarati pienamente soddisfatti per l'andamento generale del corso e in particolare dell'attenzione che tutti i discenti hanno mantenuto ai massimi livelli per tutta la durata del corso. Da oggi i Vigili del Fuoco del Friuli Venezia Giulia possono contare su 16 nuovi soccorritori fluviali e alluvionali, ripartiti nei comandi di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine. Cambiamo argomento per dire che 3 titolari di impresa segnalati all'autorità giudiziaria e decine di violazioni amministrative contestate per un totale di circa 50.000 euro sono il risultato di un'attività di accertamento e controllo svolto tra marzo e maggio scorsi in diverse zone dell'Udinese dal nucleo operativo per l'attività di vigilanza ambientale del Corpo Forestale regionale. I controlli hanno riguardato soprattutto il trasporto di rifiuti provenienti da attività edili e il conferimento dei rifiuti presso gli impianti autorizzati di recupero di smaltimento. Gli accertamenti dei forestali hanno confermato un diffuso mancato rispetto di diverse norme che disciplinano la corretta gestione dei rifiuti
rifiuti. Tra le diverse imprese sottoposte a controllo, 2 sono risultate prive dall'autorizzazione e per questo i titolari sono stati segnalati all'autorità giudiziaria per gestione illecita di rifiuti in concorso con il titolare dell'impianto che ha ricevuto i rifiuti nonostante le 2 persone operassero senza alcun titolo abilitativo. Gli accertamenti hanno portato inoltre alla contestazione di diverse violazioni amministrative per la mancata compilazione del formulario di identificazione del rifiuto, documento obbligatorio che deve sempre accompagnare il trasporto del rifiuto, nel quale sono riportate tutte le informazioni necessarie a garantire la corretta gestione di quanto trasportato. E adesso cambiamo argomento e parliamo di importanti iniziative in Regione. Assessore Rosolin, oggi la presentazione di questo biennio di questi 4 laboratori tecnologici in Regione che hanno portato uno sprint innovativo importante. Portano soprattutto la creazione di un sistema nel quale le imprese hanno dei punti di riferimento sul territorio. Dopo decenni in cui si lavorava alla duplicazione degli spazi, siamo arrivati alla specializzazione degli spazi, sperando che questo, auspicando ovviamente che questo sia il percorso giusto per accompagnare le imprese nei loro bisogni di modernità e digitalizzazione e innovazione. Assessore Bini, lei ha parlato che in questo momento di rilancio post-pandemico importante, un progetto come questo diventa assolutamente strategico. Mi permetto di dire fondamentale, un progetto come questo che ha il compito principalmente di contaminare, formare, innovare, istruire la classe dirigente delle nostre imprese, gli imprenditori poi del Friuli Venezia Giulia è quanto mai strategico, soprattutto in questo periodo dove abbiamo assistito a una fortissima accelerazione delle trasformazioni dei processi produttivi, dell'introduzione dell'innovazione. Bene, voglio sottolineare una cosa che a mio avviso potrebbe sembrare banale ma non lo è. Con questi 4 hub, con questi 4 centri, con IP4 FVG abbiamo fatto parlare attorno allo stesso tavolo i territori del Friuli Venezia Giulia ed è un'operazione non solo politica ma anche da un punto di vista strategico fondamentale, perché io sono certo che se diciamo le intelligenze tante presenti nella nostra regione a diverse latitudini e si mettono a lavorare assieme, questo può portare indubbiamente a un'accelerazione della fase di crescita, è quello che ci chiedono le nostre imprese. Assessore, una regione che ha resistito alla crisi e che ci sono anche dei presupposti di ripartenza importanti. Una regione che ha resistito alla crisi più di altre, una regione che ha dei numeri, almeno quelli in mio possesso, relativi al primo trimestre, sto aspettando quelli del primo semestre, con degli indicatori assolutamente positivi. Poi c'è da dire un'altra cosa, che da qui a poco ci troveremo ad avere a disposizione importanti risorse economiche derivanti sia dalla comunità europea, risorse nostre, risorse nazionali, quindi abbiamo a disposizione tutto ciò che è necessario per poter accompagnare le nostre imprese, il nostro territorio in un'ulteriore crescita. Insomma, noi ci siamo. Un triestino di 19 anni, gravato da precedenti di polizia per lesioni, ingiuria, minacce, furto aggravato, estorsione, truffa, resistenza pubblico ufficiale, violenza sessuale, nonché in materia di stupefacenti ed altro, è stato tratto in arresto nel pomeriggio di mercoledì scorso dagli agenti della mobile della questura di Trieste, in quanto colto nella fragranza di reato per aver detenuto una pistola semiautomatica clandestina della quale non si ha contezza della provenienza, priva addirittura di segni. Chiaramente il ragazzo è stato posto ai domiciliari. E adesso andiamo a chiudere con lo sport, notizia che è arrivata nel primo pomeriggio per dire che la Manzanese Calcio comunica di aver risolto consensualmente il rapporto contrattuale con l'allenatore Roberto Vecchiato, che vedete nella telefoto. Al mister il ringraziamento per il lavoro svolto in questi mesi con professionalità, impegno e dedizione, augurando le migliori fortune. Con questa notizia chiudiamo qui la nostra pagina informativa. Grazie come sempre per la visione e l'ascolto, gli aggiornamenti su friulitv.net. Non resta che augurare a tutti voi la più cordiale buonasera. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana?
Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Piano piano, tutti assieme, ce la stiamo facendo. Questi giorni ci portano più speranza, più fiducia. Uno sguardo che finalmente si alza verso il futuro. Per ricominciare con la tua attività, con la tua professione, per allargare i tuoi orizzonti, ricomincia con noi. Contatta il nostro ufficio pubblicità. È il momento giusto per ripartire insieme. Chiamaci ai nostri contatti